Insegnare l'inno sardo nelle scuole, la nuova sfida di Dodore Meloni che ha avviato a Cagliari la raccolta di firme per la proposta di legge. Fabrizio Serra. Questo inno sta a significare che tutti i ragazzi sardi non è obbligatorio che lo imparino a memoria o meno, ma debbono sapere che esiste. Noi con questa raccolta delle firme cosa imponiamo? Imponiamo e chiediamo al Consiglio regionale che quell'articolo 1 venga legge della regione e per me della nazione sarda, anche per contrastare l'obbligatorietà dell'inno di Mameli che ci hanno messo per legge. Era il 1794 quando Francesco Ignazio Mannu compose Procurare e moderare, quello che fu considerato l'inno di Sardegna. Secondo Dodore Meloni, riconoscerlo e farlo proprio è il primo passo verso l'indipendentismo. Per questo davanti al Tribunale di Cagliari si è aperta la raccolta di firme per la proposta di legge dedicata all'insegnamento nelle scuole dell'inno Su Patriotus Sardu a sos feudatarios, tema che ritorna di moda dopo oltre 3 secoli. Oggi quell'inno è più che mai utile perché basta guardare quello che è successo ieri in Sardegna per capire che anche qui in Sardegna stanno ritornando i moti rivoluzionari. L'iniziativa, presentata dal coordinamento femminile di Meris Eleonora D'Arborea, punta a superare le 10.000 firme previste dalla legge. Si ritiene che ci sia una forte esigenza di proporre alternativamente all'inno di Mameli l'insegnamento dell'inno sardo, proprio perché le nuove generazioni, i ragazzi, gli studenti imparino quella che è anche una parte della nostra storia identitaria, della storia della Sardegna.